Amici ed amiche di TVBN, bentrovati e bentrovate. Nasce a Castellammare del Golfo, per volontà di alcuni poeti e artisti del luogo, una nuova associazione dal nome Laboratorio Artistico Creativo Non Solo Parole, con lo scopo di valorizzare l'arte a 360 gradi e di essere un riferimento soprattutto per i giovani, che spesso non riescono a trovare stimoli in questa direzione. Abbiamo ascoltato il poeta Giuseppe Gervino, appena eletto presidente della nuova associazione. Siamo un gruppo di amici appassionati prevalentemente di poesia, ma, come dice il nome stesso, non solo parole, perché noi non ci vogliamo occupare soltanto di poesia, quindi non vogliamo fare solo parole, ma l'arte a 360 gradi. Laboratorio artistico creativo proprio perché vogliamo attivare dei laboratori, perché secondo noi l'arte non può essere soltanto studiata ma sperimentata proprio, quindi attiveremo dei laboratori di scrittura, di poesia, ma anche di sculture e quant'altro, principalmente per far sì che i giovani si avvicinino, perché sai, io da insegnante sono a contatto con i giovani quotidianamente e loro si appassionano alla poesia, all'arte in genere, però spesso non hanno un punto di riferimento. Ecco, noi vogliamo essere questo punto di riferimento, mettere sotto le nostre ali questi giovani e per un percorso di crescita insieme, perché non è che noi ci mettiamo in cattedra, non facciamo gli insegnanti, noi abbiamo intenzione di studiare l'arte insieme a loro, appunto per una crescita di tutti.